I colli iberici, chiamati più comunemente monti per via di alcune loro specifiche caratteristiche morfologiche, costituiscono una piccola dorsale che tocca i 400 metri di quota immediatamente a sud di Vicenza. Formatisi sotto il livello del mare, come i vicini Colli Euganei, milioni di anni fa, sono da questi estremamente diversi. Gli Euganei, con la loro classica forma a cono, rivelano essere il risultato di un'attività vulcanica sommersa. I iberici, invece, si sono formati con il deposito di vario materiale sul fondo del mare, nel corso di migliaia di anni. Oltre che nelle forme, i due gruppi collinari si differenziano anche per la natura delle rocce. Negli Euganei domina la trachite, mentre nei iberici la roccia calcarea. Il piccolo ma bellissimo lago di Fiumont, che si trova all'interno, con i suoi 35.000 anni di età, arriva ad essere il lago più antico del nord Italia. Percorrerne a piedi le sponde, magari una giornata non festiva, può risultare particolarmente rilassante e rigenerativo. Situati tra i colli Euganei e i monti Lessini, i colli iberici affascinano e offrono, a chi ne percorre i sentieri e le strade, un mondo a parte, fuori dal tempo e nella natura incontaminata. La cima più alta è toccata dal Monte Lungo, con i suoi 445 metri sul livello del mare, nettamente superati dall'Euganeo o Monte Venda, che arriva a superare i 600 metri. La partenza in bicicletta è situata a Ponte di Lumignano, ma essendo un anello il percorso può naturalmente iniziare in qualunque altro punto dell'itinerario. La strada percorsa è tutta asfaltata e quindi può essere affrontata anche con la bici da strada. Da tenere presente però che le pendenze da superare in salita, specialmente nella prima parte, arrivano a superare il 20%. L'ambiente di questi colli è particolarmente selvaggio e lungo l'itinerario non si incontrano che pochi e minuscoli paesi. Non ci sono quindi, a parte il lago di Fiumont, punti di riferimento particolari, ma si è quasi sempre immersi nel verde. Mentre si aprono spesso panorami che spaziano a sud e ad est sulla pianura veneta e sui vicini colli Euganei, mentre verso nord e verso ovest spiccano la Lessinia e i grossi centri manifatturieri della pedemontana vicentina. Non di meno, si è spesso circondati da distese di vigneti ed oliveti, per i quali queste terre sono giustamente famose.